You're looking new tonight. Lonely mind. Maybe that's why. Wildfire turn into ash. What was bright? Every time. See, you should run for your life. I could feel, you could know, we could finally learn how to love and let go. We could jump, you could fall, but I can't let you be part of. Boia Italia! No, dovevo dirla. Allora, primo, che bene che si sta qua in ufficio acceso il dehumidificatore, figata pazzesca. Seconda cosa, allora, quanti ne abbiamo oggi? Aspetta, vado a vedere. Mercoledì 3 giugno. Allora, da noi in Veneto non è più obbligatorio l'utilizzo della mascherina e trovi gente dappertutto, in spiaggia, dappertutto, no? Qua, cavolo, come ci sono rimasto! Cioè, tutti con la mascherina, anche chi andava in bici in certe stradine proprio sperse dove non c'era nessuno, anche loro con la mascherina su. Non ti dico, sono entrato un attimo in tabacchino, allora praticamente intanto hanno cambiato, hanno aggiunto un'altra uscita, ok? Quindi per non far avvicinare le persone, e una coda fuori, non ti dico, distanze e tutto quanto. 4 cartelloni all'ingresso, ok? Il gel igienizzante, tutto quanto. Dentro avevano fatto una muraglia col plexiglass, cioè ci sono rimasto così, porca miseria, sembra di essere tornati indietro a 2 mesi fa, quando tutti avevano il terrore, no? Che era appena nata sta roba, porco cane. Quindi sì, chissà come mi hanno guardato male a vedere sto qua che va in giro in skater senza mascherina. Poi ovviamente per entrare l'ho indossata anch'io. Porco cane, che ne sapevo io che sarei venuto qua a Valvasone, mi sarei portato il CP, accidenti. Different night, drinking the same wine, butterflies, but what if it's dynamite? Più o meno, dai. Tanto in controluce salutiamo Pietro che è passato a trovarci. Ciao, ciao a tutti. Oh. Caffè. Ho appena bevuto col tu che le passa a trovarmi, ma sì, dai, un altro caffè, dai, monta su. Aspetta che è lenta, aspetta. Beh, devo ancora finire. Cazzo, quante colazioni mi fanno fare, maledetti. Quanto erano buoni gli asparagi. Sentiremo Mamma mia. i singani in modalità dietologi oggi. Ci sta riprendendo. Finiamo in televisione anche sto colpo. Sparasi coi vovi, una delle pietanze venete, ma che buoni ragazzi. Soprattutto i sparasi del Cima d'Olmo. Boia all'Italia, devo andare al brico, mi prendo già le zanzariere, l'ha presa la corrente da mettere nel piano di ricarica del pullman, no? E porca miseria, è strapieno il parcheggio, sono parcheggiato ora qua al McDonald's. Che però comunque in teoria è una buona notizia, cioè meno gente al McDonald's, più gente al brico. Sì, non è il Decathlon, però comunque insomma, no? Cazzo, era bello questo, però vabbè, ho il mio che ho preso in Bosnia, dai. Vuoi mettere? Fa souvenir. Minchia, che è successo qua? È incidente. Perché vedi adesso, con tutto rispetto per chi ha fatto l'incidente, ma sai quanti... Perché adesso la pioggia è normale, ma prima veniva giù a secchiate, sai quanti correvano come deficienti? Cioè sorpassi proprio da stupidi in curva, nei cavalcavia, eccetera. Mancate precedenza nelle rotonde, e questa è una rotonda, guarda qua, 2 o 3 macchine incidentate. Dai, passa Mona, ti sei messo stupido nella corsia per girare, vara un altro. Una bella steccante. Vedi, dopo a bestemmiare dietro a Singano che va piano e tutto quanto, però intanto sì, detto da uno che ha sfracellato un R1 impennato ai 140 su per una macchina, quindi. Ma un altro furbo, dai, cazzo, mi tagli la strada per girare subito. Comunque, non so, come no, madonna, guarda come fanno le curve, guardalo, ai 0,3 all'ora. No, stavo dicendo, mi pareva di sentire grandine, ho detto no,
ma niente, no, niente di che, proseguiamo, perché sennò qua c'era il distributore e mi sarei fermato sotto al distributore, hai capito? Boia, le secchiate e il grigio. Benvenuto nel clima veneto. Porca miseria, ma oh Italia, che bello, cavolo, io sono Adams, cosa vuoi che ti dica? Sono un po' che ti devo dire, tac, vedi, vara. L'acquaplaning magari non gliel'hanno insegnato a scuola, no? E io ero già al limite massimo di velocità consentito, tra parentesi. Buongiorno Italia. Oh, ti ricordi, no? E questo è un discorso che feci a me stesso nella remota gioventù, no? Ti ricordi quando parlavo, no? Che mi ero trovato col mio amico fuori dall'ospedale, no? Che era il periodo coronavirus, tutte con le mascherine, eccetera, che dicevamo, è così poi che riapprezzi le cose che sono la normalità, no? Allora, cosa è successo? Niente, io praticamente, come già sai, ho sto batterio, diciamo, in corpo, che è venuto fuori dalle analisi, Staphylococcus aureus, cioè anche roba da skate, voglio dire, cioè no, un Staphylococcus, non so, bronzo o che cazzo, no, roba seria, e Singano si tratta bene anche su ste robe, sì. Insomma, cos'è successo? Mi ha dato il medico, ha visto le analisi, i tamponi, tutto quanto, mi ha dato l'antibiotico e io già avevo paura, perché esiste un antibiotico abbastanza, diciamo, generico, perché per questa roba basta un antibiotico generico, a cui Singano è estremamente intollerante. Cioè, mi ricordo l'anno scorso, 2 anni fa, ero piegato in ginocchio dai dolori allo stomaco e ho detto, cazzo, non vorrei mica che sia quello, non me lo ricordo. Porca puttana, era quello. Cioè, è stato un po' tipo una roulette russa e alla fine niente, sono saliti di quei dolori, sono stato malissimo, non ti racconto i dettagli. Questo per collegarmi al discorso, no, che volevo fare. Adesso che ho questi momenti che vanno e vengono di benessere fisico, ossia il male è andato, ok? Quindi non è che tu stai bene e arriva una cosa che stai ancora meglio, no, tu stai male e ritorni alla normalità. Questa normalità è seppur non stia, diciamo, tra virgolette, succedendo niente, non stai facendo niente, è uno stato di benessere, è come una cosa in più, una ricchezza che ti arriva, hai capito? E quindi, no, forse l'avevo fatto anche sulle puntine altre volte sto discorso, cioè il fatto di godere il, tra virgolette, nulla della normalità come un dono, come una cosa in più, come un regalo, no? Sì, immagino che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, insomma può essere abbastanza difficile da mettere in pratica questa cosa, cioè tu sei là seduto tranquillo, stai guardando sto video, non hai, diciamo, magagne e cose del genere e dici, ma come faccio io a sentirmi contento? Non lo so, però fai tuo questo ragionamento e magari facendolo tuo, no? Sotto il cervellino inizia a lavorare da solo in automatico e chissà che riesci anche te, no, a avere sti stati molto molto piacevoli, devo dire. Ma sì, dai, come quella volta che ero in un altro parco, no, che ero andato a caricare l'acqua molto abusivamente e ero lì che tipo guardavo l'albero e ti ricordi, no, quel video? Vabbè, comunque tra le cose, diciamo, che mi ha consigliato il farmacista di non stare al sole prendendo questi medicinali, beh, io oggi salto, scusa se te faccio a puntata de cose del dottor House, ma ragazzo oggi funziona così, oggi c'è sta roba e quindi racconto sta roba. Insomma, mi ha detto di non stare al sole, allora mi sono trasferito qui al parco, perché al parco c'ho la panchina sotto all'albero, è molto bello, no? E mi vengono a trovare 3 coppie di tu, una è già passata, dopo in teoria ripassa, e quindi forse 4, quindi facciamo una specie di mini raduno, insomma, oggi. Vabbè, io da offrire avrò la mia malaticcia presenza. No, ma il bello è che c'è sto clima da giorni che piove, nuvolo, e io veramente, cioè, continuo ad avere sto sospetto di essere magari non un Adams, un Dracula, un qualcosa, perché t'ho detto, no, nelle puntate vecchie, vedo i pipistrelli, che bello, no, la natura qua e là, che bello il pipistrello, eccetera.
c'è il brutto tempo, il grigio e la pioggia, io sto benissimo, ah che bello eccetera, e dopo arriva il farmacista e dice di non esporti ai raggi solari. E allora io oggi che sono entrato in camper ho fatto anche un attimo caso a un'altra roba. Eh sì, se ride e se scherza, a me sì. Sì, quindi hai la versione Twilight singanata. Ah, povera Italia, povero Singano. Com'è? Sì, dopo vado a provare lo specchio in bagno, vediamo cosa succede. Cazzo, anche il drone è nuovo, ma cosa vado a dronare qua? Che, cioè, io non sono di Jesolo, però con tutto il tempo che ci sto a Jesolo è quasi fossi a casa, capisci? Quindi, sì, cioè, bei posti, hai visto? Il canale, i percorsi, il mare, le spiagge, però per me non è motivante. Infatti non vedo l'ora di andare con gli amici che andiamo in montagna, non mi ricordo neanche dove, per provare il drone, insomma, in un ambiente un po' più motivante, no? Hai capito? Quindi un posto nuovo in montagna, eccetera, e quindi là sì. Ah, no, non ti ho invitato, non ho reso pubblica sta roba sul gruppo, quindi non ho creato un mini raduno, semplicemente perché dove andiamo noi c'è questa piccola area sosta gratuita e la quale tiene un massimo 10 camper, forse l'avevo già accennato in un video, già arriviamo noi. Se poi, metti caso, troviamo anche 3-4 camper, hai capito? Quindi, cioè io facevo tipo l'annuncio, no, di sto ritrovo, arrivava gente coi camper, non trovava posto dove parcheggiare e poretti, gli toccava andare via, hai capito? Cioè, è brutta sta roba, evitiamola. E quindi facciamo sto ritrovo intimo. No, tranquillo, non mi metto in mutande. Ah, volevo farti vedere una cosa che ho preso per lavoro. Allora, intanto ti anticipo il cavalletto, di nuovo il Manfrotto, con l'adattatore per la mia piastra a sgancio rapido, questo per motivi di lavoro, perché nei siti io faccio anche il servizio fotografico, giustamente le foto da mettere, e poi mi stanno chiedendo altri book, foto di prodotti, webshop, eccetera, e quindi mi tocca. Sono sempre stato contrario al cavalletto, quello grande, per un discorso proprio che io voglio avere meno robe possibili, cioè, hai capito? Non è che voglio avere poche robe, come ho già detto in passato, meno robe possibili, ossia voglio avere tanto ma assolutamente nulla di inutile o poco utilizzato. E nella mia vita normale il cavalletto non l'avrei mai utilizzato, l'avrei utilizzato solo per fare le foto in notturna del camper, sai, quando mi metto fuori dal camper, o qualche vlog, ma anche no, perché adesso vedi, sei sopra al coso dei piatti, no? Esatto, l'avevo fatto per mettere i piatti a asciugare, ma alla fine è il porta macchina fotografica. E poi anche, insomma, per un discorso di peso, cioè non è tanto il discorso andare fuori peso eccetera, ma il discorso che ti dico io, che lo uso molto spesso il camper, la senti la differenza quando hai tanta roba su o quando non ce l'hai, quando hai il carico dell'acqua o quando non ce l'hai, quando hai tanta spesa o quando hai roba leggera e ne hai poca. Quindi io sono una cernita continua anche di ogni minima cazzata, cioè tutti gli adattatori, le vitine eccetera che non mi servono, butta via, hai capito? E così, però vabbè, dai, sì, lo so, devi vedere il mio strumento fotografico, adesso te lo faccio vedere. Eccole qua! Oh, dove sono? Guarda che le arrivai tu! Ciao tu! Cosa tieni, la mazza lì sotto? Sì. Anch'io ce l'ho. Prime impressioni di Pulmin. Bellissimo, comodissimo e eccezionale. I tu ragazzo qua vengono da Genova addirittura e Per salutarti. Matti, e sai cosa hanno? Hanno il Challenger, quelli che piacciono a Singano, quindi dopo, se ci ricordiamo, perché Singano non c'è in questi giorni a memoria così, andiamo a vedere il loro super Challenger. Grazie alla signora moglie, in vicentino Mugliere, che lo ha convinto a prendere il Challenger, altrimenti Ha vinto le donne. Vai. altrimenti lui voleva prendere il Porsche, per carità, ottima scelta, però non faceva contento Singano, No. Aspetta. Italia, i tu qua sono venuti appositamente per addrizzarmi le lenti. Dopo magari ci facciamo una ciaccolata, dai, attacco la fotocamera di nascosto così non si imbarazzano.